Per il terzo anno consecutivo, Montagnana è stata la culla dei giovani che parteciperanno a Festival Show 2012, la grande kermesse musicale organizzata da Radio Birichina e Radio Belle Monella, che toccherà anche quest'anno le maggiori piazze del nord Italia. Sono stati ben 45 i giovani artisti ad esibirsi durante la selezione finale, in un pomeriggio caratterizzato da momenti di pioggia battente alternata a sprazzi di sole, con il pubblico rimasto stoicamente ad applaudire. Tra i giudici dell'ultima selezione, oltre a Mara Maionchi, c'erano anche il cantautore Gatto Pancieri, il discografico Marco Rossi ed il direttore dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana Diego Basso, che tra l'altro accompagnerà con la sua orchestra i 12 finalisti per tutta l'estate. Un ringraziamento ancora perché in questo momento vi ritrovo tutti dopo queste ultime selezioni, un in bocca al lupo e un ritrovarci auspico nella prossima edizione del concorso Canoro Festival Show. Ringrazio anche l'amico Cordovaldo Rufato che anche quest'anno è qui con noi. È bellissimo venire in questa piazza stupenda nella città di Montagnana e devo fare i complimenti all'allora assessore e adesso sindaco che ha sempre voluto questo passaggio e ha portato anche il Festival Show qui, sicché si è sempre adoperata per creare eventi, per creare occasioni, in questo caso specifico per valorizzare i giovani ed essere vicino ai giovani. Complimenti anche a Radio Birichina Belle Monella che organizza eventi così importanti in questi momenti di difficoltà difficili per tutti. L'artista del nuovo millennio, anche figlio dei talent, di tutto quello che è, come deve essere? Più cantautore, più, che ne so, con uno stile diverso, che magari devi seguire un po' quello che è l'onda sonora del momento? Io direi che in generale i talent premiano le belle voci, quindi diciamo è importante anche trovare grandi belle voci, ma credo che sia importante anche trovare le canzoni, perché è come avere tanti bravi piloti senza la macchina, quindi direi che sono due mondi che devono andare di pari passo. A metà pomeriggio, la pioggia scrosciante ha obbligato l'organizzazione a trasferire tutti all'interno del Cinema Teatro Bellini e lì sono stati prescelti i 12 finalisti che accederanno al tour di Festival Show 2012. Mai come quest'anno, le giovani promesse musicali selezionate sono rappresentative di tutte le tendenze musicali, dal rap alla più classica melodia italiana e di tutte le regioni italiane, isole comprese. Diamond Sisters, Cinzia Caserta, Andrea Scremin, il 2MC, Verso, KLC Clave Cubana, Giulia Marzano, Emanuela Siddi, i Villa Sound, Quadro Phoenix, Massimiliano Corrà ed Edea sono gli artisti che si sfideranno a colpi di decibel per tutta l'estate, affiancati come sempre da artisti già affermati del calibro di Stadio, Mattia Bazzar, Sonora, Dolce Nera, Luca Barbarossa, Mario Venuti, Zero Assoluto e tanti altri. La manifestazione di quest'anno sarà condotta da Serena Autieri e per alcuni di questi ragazzi Montagnana potrà essere la prima tappa di una carriera da soli.